Sono 5 le serie dei 200 misti previste. Per la quinta serie si preparano i blocchi in corsia numero 3 Ronan Please, Mendelville Dolphins, in 4 Roberto Donald Gomez, Waterborne, in 5 Andrea Loduca, Ranazzurra, in 6 Divan Bester, Mendelville Dolphins. Intanto siamo al passaggio della frazione a farfalla con Maria Chiara Girardi in prima posizione 29,93, Veronica Lucchese 30,49 e dunque l'abbiamo ricordato, Maria Chiara Girardi in quarta corsia accreditata del miglior tempo, già campionessa italiana giovanile più volte nella gara del dorso. Lei che ha partecipato alla Coppa Komen 2012 vincendo proprio la gara dei 200 dorso, inoltre è la primatista italiana ragazze dei 100 e 200 dorso. Passaggio testa a testa proprio Girardi Lucchese nell'ordine. Frazione a dorso, andiamo a vedere Girardi 36,36, Lucchese 36,08. Siamo in acqua con la frazione rana. Dunque Maria Chiara Girardi più giovane di un anno rispetto a Veronica Lucchese che nuota al suo fianco, classe 98 la Girardi, classe 97 la Lucchese, entrambe partecipanti alla Coppa Komen, Lucchese Cipro 2011, Girardi Spagna 2012. Noi intanto siamo al virata tra rana e stile libero. Vediamo ancora una volta le frazioni. Lucchese 42,39 sale in prima posizione, Girardi 43,36 e poi Andretta 42,76 in terza posizione. Al momento il miglior tempo è quello di Jessica Marraffa, vincitrice della seconda serie 2,27,72, ma siamo già all'epilogo con Veronica Lucchese, l'abbiamo trovata nei 400 stile libero, ora va alla vittoria della gara dei 200 misti, Veronica Lucchese, 2,21,87 per lei, davanti a Linda Caponi, 2,24,26, Linda Caponi, davvero un'ottima chiusura.